Ben ritrovati, seconda parte di Cronache Trevigiane. Se Luca Pinzi ci ha guidati alla scoperta del mondo del vino con l'asolo di OCG, io invece oggi vi parlo di carne. Con me il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, che oggi aggiunge una perla produttiva al suo territorio, e il vicepresidente di Azove, Sabadin. Cominciamo proprio con il vicepresidente Sabadin. Azove Day, una grande giornata oggi per inaugurare un grande stabilimento, quello di Azove Carni. Allora l'Azove si è posto un progetto. Il progetto di Azove ha un obiettivo, quello di salvare le aziende agricole e sue socie. Praticamente l'Azove produce circa 40.000 capi di bestiame. Per commercializzarli ha pensato a questa struttura, si è creata una squadra, pensa di macellare entro 2 anni 500 capi alla settimana, pensa di aumentare, di arrivare con il suo prodotto di qualità al consumatore finale. Presidente, una realtà che sorge qui, nuova, a Loria, vicino ad un macello, per accorciare la filiera, in qualche modo va anche incontro all'ambiente, perché in questo modo si movimentano meno camion in giro per il Veneto, da una mano a un reparto, un comparto, quello della zootecnia, che vive in grossa difficoltà in questo periodo. Ma è il progetto, credo, strategico, chilometro zero, per cui allevamento, macellazione e vendita direttamente in loco, per cui il consumatore ha la certezza che mangia una carne tipica trevigiana, una carne nostra veneta, per cui ha la certezza della qualità e della salubrità. Ricordiamo che siamo in un'area dove l'allevamento dei bovini è un allevamento importante economicamente, è un'area vocata a questo tipo di allevamento. Io ringrazio il presidente Muraro, ringrazio il vicepresidente Sabadin, vi auguro una buona giornata con Azove Day. Noi ci vediamo il prossimo servizio di Cronache Trevigiane, poi tornate con me, andremo ad approfondire i numeri dell'attività di Azove, lo faremo con il suo direttore. A tra poco. Un periodo denso di attività, quello che ha visto il consorzio Promovetro protagonista di numerose iniziative volte alla valorizzazione del prodotto vetro artistico di Murano. Nel corso del Vinitaly, Promovetro ha presentato, in collaborazione con Venezia Opportunità e il consorzio di tutela dei vini DOC Lison Pramaggiore, il concorso Vino e Vetro. Un progetto riservato alle aziende concessionarie del marchio vetro artistico di Murano, che si sono sfidate nella realizzazione di un calice in vetro artistico ispirato al vino della Venezia orientale. A vincere tra i 20 bicchieri in gara quelli realizzati da Seguso Gianni Vetreria Artistica ed Elite Murano Vetreria Artistica. Abbiamo dunque incontrato il presidente del consorzio Promovetro per raccogliere alcune impressioni. È un sposalizio ben riuscito, perché mi sembra che abbiano capito, i maestri hanno capito cosa volevamo fare, hanno abbinato questi bicchieri, sono usciti dei prototipi nuovi, delle idee nuove, forse più all'avanguardia, chi invece ancora attinto dai musei, ma però sono uscite delle opere che voi vedete molto belle. Eccellenza del vino dell'entroterra veneziano ed eccellenza del vetro isolano si sono dunque incontrate in un bicchiere, come ci spiega il direttore del consorzio Lison Pramaggiore, Carlo Favero. Che ci è sembrato normale ritornare alle origini e fare un collegamento diretto fra la grande produzione dei vini di qualità e il vetro di qualità, sicuramente il vetro più bello che esiste al mondo, che viene prodotto a Murano. Ci spostiamo ora da Verona a Venezia, meglio a Murano, nell'isola del vetro artistico, perché nei giorni scorsi è stato presentato Murano tra acqua e fuoco, una docufiction voluta dal consorzio Promovetro con lo scopo di far conoscere il vetro artistico di Murano. Incuriositi abbiamo incontrato Massimo Belluzzo, titolare dell'azienda che ha curato la realizzazione del video. Allora, noi abbiamo ricevuto l'incarico da Promovetro di realizzare un video in alta definizione con l'utilizzo di grafiche 3D, quindi un video di grandissima all'avanguardia, di grandissima attualità, con lo scopo di raccontare la nascita del vetro a Murano nel 1200, e per questo abbiamo utilizzato addirittura comparse e attori. E la seconda parte del video invece illustrava in maniera completa per la prima volta tutte le lavorazioni del vetro nell'isola di Murano oggi.
Conoscere significa in qualche modo tutelare. La necessità di Promovetro è quella di tutelarsi dai falsi che oggi purtroppo stanno circolando anche a Venezia. Con questo video invece si cerca di mostrare di quale tradizione gode la lavorazione del vetro a Murano e anche perché sia così rinomata. Un'arte, quella del vetro di Murano, che si tramanda di generazione in generazione, frutto della passione e dell'amore per la propria isola, a cavallo tra acqua e fuoco. Abbiamo scelto un cuore perché Murano è a forma di cuore, un'isola a forma di cuore, e il vetro è il cuore dell'economia di quest'isola che ancora adesso è al centro dell'economia veneziana. Ben ritrovati, siamo a Loria, alla Zove Day, grande giornata dedicata alla produzione di carni bovine venete, in particolare all'inaugurazione del nuovo stabilimento Azove Carni. Con noi il direttore di Azove, Giuseppe Borin, a cui adesso chiediamo qualche dato e quindi di entrare, di portarci in quella che è la realtà di Azove. Quanti produttori, che tipo di attività Azove fa? Azove è un'organizzazione produttori. È nata nel 1973 raccogliendo l'eredità dell'allora Cozove ed è una realtà presente sull'intero territorio della regione del Veneto. Ha 150 aziende socie che coinvolgono circa 400 aziende agricole produttrici dei foraggi che poi vengono utilizzati per l'alimentazione del bestiame. Questi soci allevano oltre 50.000 capi bovini di razze pregiate da carne. E i servizi che la nostra organizzazione offre al mondo della zootecnia sono a 360 gradi, cioè in pratica noi copriamo l'intera filiera della zootecnia bovina da carne, dalla selezione e acquisto dei giovani vitelli sui più importanti mercati europei, all'assistenza tecnica con medici veterinari e agronomi che seguono la fase di alimentazione, oltre ovviamente le profilassi e gli interventi terapeutici sugli animali. Abbiamo poi la fornitura di mezzi tecnici quali mangimi e nuclei che su formulazione di Azove in collaborazione con il Dipartimento di Zootecnia dell'Università di Padova. Però poi l'aspetto più importante è la commercializzazione del bestiame. Azove commercializza direttamente il bestiame che viene conferito settimanalmente dai soci, circa 900.000 capi alla settimana, e di questo il 30% viene trasferito alla società controllata Zancozove, che oggi si chiama Azove Carni. Grazie direttore per averci fatto questa panoramica. Seguiremo Azove, l'attività di questa organizzazione di produttori che, ricordiamo, è l'unica riconosciuta in Veneto. Adesso ci fermiamo un attimo, vediamo il prossimo servizio di cronache trevigiane e poi le conclusioni che affideremo alla regione del Veneto.